Consoci e consoci, signore e signori, in questa breve presentazione vi vorrei convincere di un paio di questioni. Vorrei convincervi del fatto che è urgente procedere all'adattamento delle nostre società e che Venezia è anche in questo purtroppo un esempio importante, che è un campanello d'allarme, e su questo forse non sarà difficile. Vi riferirò anche di alcune novità circa quanto abbiamo capito del sistema climatico, ma soprattutto di come abbiamo capito poter tradurre quanto abbiamo capito in azioni. Credo che siamo forse tutti un po' stanchi, no? Di sentire questo mantra del cambiamento climatico, suona quasi un allarmismo, no? Vabbè, e allora cosa facciamo? Io credo, lo dico da ingegnere, ancorché non praticante, siamo finalmente nella condizione di poter utilizzare quello che abbiamo capito per dirigere la nostra azione ed è urgente poterlo fare. Quello che vedete è il grafico della temperatura media globale ricostruita attraverso uno di questi proxy di cui il nostro segretario Carlo Barbante è maestro. Anzi, sono sicuramente dei risultati molto meno attuali di quelli di cui ci può parlare Carlo, ma ci evidenzia un paio di cose importanti, ci evidenzia due cose secondo me fondamentali. Intanto che la rapidità del cambiamento della temperatura non ha precedenti. È vero, la temperatura è stata più alta di adesso, però vedete queste due freccette, questa freccetta qui è lunga 40 milioni di anni, questa è lunga 140. La stessa lunghezza rappresenta due periodi diversi su quel grafico, ovvero una variazione di temperatura, sì, di anche 10 gradi, è avvenuta in 40 milioni di anni. Queste variazioni che noi vediamo e che ci attendono avvengono assai più rapidamente, 10.000 volte più rapidamente. Prima osservazione. Seconda osservazione, le nostre infrastrutture, a voler essere generosi, cominciano 10.000 anni fa, non hanno mai visto questo clima. Quindi la questione dell'adattamento è attuale, è importante, non possiamo dire ma era già successo. No, non era mai successo, a noi non era mai successo. E quindi questi due elementi ci devono far riflettere e ci devono porre la domanda: cosa possiamo fare, come possiamo muoverci, come possiamo razionalmente prendere delle decisioni, ed è questo di cui io vi vorrei parlare. Questo rappresenta, questo grafico blu, un'intensità, se volete, un'altezza tecnicamente, ma insomma una quantità di pioggia in un giorno estrema, calcolata con dei metodi statistici che non è qui il caso di discutere, e calcolata usando quella serie, cominciando dall'inizio e scorrendola venendo verso i giorni nostri. Voi vedete che quell'evento estremo di uguale frequenza, che è la frequenza che corrisponde al tempo di ritorno 100 anni, questo è un tecnicismo se volete, ma è un tema importante. Quante volte ci sentiamo dire l'evento centenario? Cosa vuol dire l'evento centenario? L'evento centenario è quello che gli ingegneri usano per esempio decidere quanto alto fare un'arginatura, ed è l'altezza che si presenta o viene ceduta in media una volta a 100 anni, ovvero, più facilmente comprensibile secondo me, che ha la probabilità di 1 su 100 di presentarsi in ogni anno. 1 su 100 ogni anno. E cosa vedete qui? Vedete che questo valore estremo nel tempo, nel 1700, nel 1800, nella prima metà del Novecento, ha avuto delle oscillazioni che sono dovute un po' all'incertezza di misura, un po' alle fluttuazioni del sistema climatico, e poi nella seconda metà del Novecento ha avuto un incremento. Ovvero, se noi avessimo dimensionato una qualsiasi cosa, un ponte, un'arginatura nel 20, attorno al 20, usando 30 anni di osservazioni, avremmo dimensionato quella struttura per questo pallino verde, ma questa struttura ha poi incontrato questi eventi estremi, ovvero il pallino rosso, 20% in più di quanto noi non avessimo dimensionato. Questo è già accaduto, il cambiamento climatico è accaduto, non è una cosa che ci attende nel futuro. E quindi le nostre infrastrutture sono già inadeguate al clima presente. Non è una cosa di domani, non è una cosa che riguardi qualcun altro, riguarda
riguarda noi stessi. Questo riguarda le piogge, che è un po' uno dei miei temi preferiti, ma riguarda in maniera ovvia per questa città anche il livello medio del mare. Questa è la traccia delle misure al mareografo di Punta della Salute dal 1872, quindi una serie molto lunga, e vedete un segnale molto altalenante, quello blu, e poi in rosso, attraverso una media mobile, il livello medio del mare, relativo al livello di Punta della Salute, dove dal 1870 si misura il livello del mare. Come vedete, i dati ci dicono che da quando è stato istituito lo zero di Punta della Salute, il livello medio del mare si è alzato di più di 30 centimetri. Quindi il cambiamento è sensibile, è visibile e, come vedremo, ha delle conseguenze importanti. Vedete qui, questo è l'evento del 66, questa serie ancora non è aggiornata, ma qui vedremo un secondo picco nel 19 che non gli è andato tanto distante. Globalmente l'innalzamento è circa 2,5 mm all'anno. In modo alquanto interessante, Dario Camuffo ha ricostruito, usando i dipinti del Canaletto e di altri vedutisti veneziani, i quali, Canaletto per primo, usavano la camera oscura, ovvero questa metodologia di riportare la scena sulla tela per poi dipingere la veduta in modo molto realistico, e quindi così facendo preservava la scala verticale in maniera molto accurata. E quindi Camuffo ebbe un'idea brillante di guardare il livello, la linea delle alghe. E qui vedete una foto di Alvio Renzini, che ringrazio, che me l'ha recapitata qualche giorno fa. Vedete come la linea delle alghe sia effettivamente molto visibile e si sia mossa in maniera molto significativa nel tempo, tanto che è stato possibile ricostruire che dal Settecento in poi si sono persi circa 60 centimetri. Quindi questo innalzamento del medio mare, che è sicuramente l'elemento che più minaccia questa città, è reale e quantificato in maniera molto precisa. Ma per il futuro queste sono tutte osservazioni che possono convincerci della realtà di quanto sta accadendo ed è già accaduto, ma per il futuro abbiamo bisogno, appunto per evitare la sindrome di Dunning-Kruger, di capire i processi che regolano questi eventi, questi fenomeni. E il miglior modo che abbiamo trovato, che si basa sulla conoscenza del sistema fisico, del sistema Terra nella sua globalità e nella sua descrizione matematica, con modelli matematici con una certa risoluzione. Questi sono modelli globali la cui cella ha dimensioni dell'ordine di 100 km. Sono molto complessi, devono descrivere un sacco di processi biologici, processi fisici. Sono forse alcuni dei modelli più complessi che abbiamo mai sviluppato, ma sono essenziali per capire cosa potrà accadere. Questo è quello che fa lo IPCC, che formula delle proiezioni, perché ovviamente se i processi fisici li possiamo capire è difficile sapere cosa faranno le nostre società, quali saranno le decisioni che prenderemo, e quindi a seconda di cosa deciderà di fare la Cina o il Sud America, di quanto useranno energie amiche del clima oppure utilizzeranno combustibili fossili, possiamo avere diverse traiettorie, ovvero possiamo avere delle traiettorie che sono, vedete, più basse come temperatura alla fine del secolo, oppure, come è più credibile che sia, e qui non mi dilungo nella discussione, potremo seguire delle traiettorie assai più nefaste che ci porteranno alla fine del secolo ad avere un incremento della temperatura media globale di circa 4 gradi rispetto al periodo preindustriale, o addirittura vicino a 5 gradi. Questi due scenari sono quelli che, secondo l'Unione Europea, nell'attuale vigente linea guida, sono gli scenari che dobbiamo usare per l'adattamento. Quindi abbiamo delle indicazioni che possiamo seguire.
non dobbiamo decidere soggettivamente, possiamo affidarci a delle proiezioni che, per quanto incerte, sono stabilite e sulle quali c'è una convergenza, diciamo, a livello scientifico. Per quanto riguarda l'idrologia, io sono un idrologo e quindi gli eventi estremi che purtroppo vediamo accadere sempre più frequentemente, ci pare, è vero che accadono sempre più frequentemente, dobbiamo portare la discussione sempre sull'osservazione e sulla quantificazione. Beh, c'è una legge fisica fondamentale che dice che sostanzialmente rispetto al clima attuale, ogni volta che incrementate di 1 grado centigrado la temperatura media, aumentate del 7% la quantità di vapore nell'atmosfera, o meglio, la massima quantità di vapore che può essere contenuto nell'atmosfera. Ma allora se ci aspettiamo 4 gradi di incremento nello scenario che l'Unione Europea ci dice è opportuno utilizzare, secondo questa legge dobbiamo immaginare un aumento della quantità di acqua che circola nel sistema di circa il 30%. Allora quello che vediamo è questo. Se questo è il ciclo idrologico come l'abbiamo imparato a conoscere, l'evaporazione degli oceani, il trasporto verso le masse continentali e poi la precipitazione e quindi i fiumi che portano di nuovo l'acqua all'oceano, e questa è la velocità a cui gira adesso, dobbiamo aspettarci che la velocità aumenti. Non ci sono altre possibilità. Questo ci dice la fisica, ce lo dice la mela che cade dall'albero e non torna sull'albero. Su questo non possiamo avere dubbi. Ma per poter guidare le nostre decisioni non bastano queste indicazioni di massima a scala così ampia. Ed è questa la novità di cui io soprattutto voglio riferirvi. Siamo da 5, massimo 10 anni a questa parte in grado di disporre di simulazioni che sono legate a questi modelli di nuova generazione, modelli a convezione permessa, convection permitting models, che sono modelli di altissima risoluzione, che hanno delle celle non di 100 km, come vi ho detto prima, ma di 1-4 km. Questa nuova generazione di modelli ci permette di descrivere gli eventi estremi, che altrimenti non siamo in grado di descrivere in maniera accurata. L'evento della Romagna è determinato in modo fondamentale dalla presenza degli Appennini. I modelli globali a 100 km non li vedono neanche gli Appennini, non ci sono nel modello. Da pochi anni disponiamo di questa nuova generazione di modelli e, cosa di cui mi occupo con il mio gruppo, disponiamo anche di nuovi metodi statistici per trovare quegli eventi estremi, stimare quegli eventi estremi di cui vi ho parlato in precedenza, sulla base delle brevi simulazioni di cui possiamo disporre a causa della loro pesantezza computazionale da parte di questi modelli. Questi modelli cosa ci dicono? Ci dicono questo. Questa è la proiezione di pochi mesi fa, la proiezione di come potranno cambiare gli eventi estremi nel nord dell'Italia da qui alla fine del secolo. Quello che vedete è la variazione percentuale. Il rosso arriva fino al 90% di incremento, il blu è una leggera diminuzione. Quindi la variazione che ci attendiamo alla fine del secolo non è uniforme, non è semplicemente catturabile con una legge semplificativa di cui vi parlavo prima, un 30% va bene per tutti? Purtroppo no, ma la buona notizia è che disponiamo di questi metodi avanzati che ci permettono finalmente di informare le nostre decisioni. Quindi io vorrei concludere sperando di avervi creato un po' di confusione, cioè di avervi spinto un pochettino giù da questo scivolo. Se avremo meno convinzioni sarà un buon segno, evidentemente, perché ci stiamo spostando dalla parte destra del grafico verso il saper di non sapere. E l'ultimo elemento che vorrei fornire è una cosa che vado ripetendo ultimamente. Noi dobbiamo dotarci di una bussola, non possiamo ripeterci queste cose fra noi e poi non fare nulla. Questa bussola secondo me può essere questo principio di invarianza climatica, ovvero
Una regola, e di questo tipo di regole ne esistono, per esempio a livello regionale, nella Regione Veneto, ogni qualvolta si vada a creare una nuova zona urbanizzata, si deve garantire l'invarianza idraulica, cioè si deve fare sì che con la nuova impermeabilizzazione ci sono effetti compensativi che impediscono alle portate di aumentare. Noi dobbiamo fare lo stesso col clima, dobbiamo ogni volta che mettiamo mano all'ambiente, facciamo qualsiasi operazione, dobbiamo imporre questa regola, ovvero che il nuovo assetto sia tale per cui, tenendo conto del cambiamento climatico, il rischio non aumenti, il rischio rimanga quello che era all'inizio del secolo. Solo dandoci una bussola di questo genere potremo davvero rendere operante l'idea di un necessario e impellente adattamento al cambiamento climatico. Grazie.